Ciao amici, siamo a Sferracavallo e siamo nella rubrica dei messaggi d'amore e questa sera vi voglio presentare la storia di Peppe. Ciao Peppe. Buonasera. Allora Peppe, tu ti sei rivolto a Stranamuri Siciliano? Sì, perché ho avuto problemi con la mia ragazza e mi sono lasciato da lunedì e volevo lasciare, mi sono rivolto a voi per mandare un videomessaggio a lei. Allora, intanto Peppe, dobbiamo un po' vedere com'è andata questa storia. Innanzitutto mi devi dire com'è nato il vostro amore. È nato 2 anni e 6 mesi fa, ci siamo conosciuti a Politeama di Palermo. È stato un colpo di fulmine? Diciamo sì, ci siamo messi a parlare un po' di psicologia dell'università e così è nato un rapporto, sì, un colpo di fulmine. Un colpo di fulmine. E allora, il motivo di questo litigio, che cosa è successo? Abbiamo avuto un po' di problemi con i suoi e con i miei e quindi è nato c'è stato un po' di cioè si è fatto un po' di complessi, ci siamo fatti un po' di complessi e quindi abbiamo deciso di lasciarci. Però io voglio cercare di migliorare tutto il nostro problema. Vuoi riconquistare naturalmente, e come si chiama? Non mi ricordo. Chiara. Allora Chiara? Sì. Va bene Peppe. Bene Peppe, Stranamore Siciliano questa sera ti dà la possibilità di mandare il tuo video messaggio d'amore a Chiara, nella speranza di poterti riconciliare con lei. Allora Peppe, lì c'è la telecamera? Sì. Ok? Ok. Vai Peppe. Allora, ciao Chiara, sono qui, vedi, perché ti amo tanto e ti sto mandando, avevo la possibilità di mandarti un video messaggio direttamente nella TV. Guarda, non ce l'ha? Ti amo tanto Chiara, infatti hai visto a che livello sono arrivato direttamente. Voglio che tutti i problemi scompaiano e noi due li superiamo assieme. Voglio vederti. Ti amo, ti mando anche un bacio da Stranamuri Siciliano. Ok Chiara, ascolta, se ci stai guardando puoi rivolgerti direttamente ai nostri numeri che vanno in sovraimpressione o direttamente col numero di Giuseppe, va bene? Allora ciao Chiara, ciao amici di Stranamuri, da Maria e da Peppe. Ok, ciao. Oh yeah!